Voglio invitarti ad alzare in piedi in questo momento. Voglio giustificare che il pastore tra un po' arriva perché è andato in ospedale con Liam, ma è la solita cosa, mal di orecchio, udito, quindi tra un po' arriva. Ma noi siamo qua per adorare il Signore. Io vorrei cominciare questo culto leggendo un versetto che dice così, Salmo 62, dice così: solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Io ho visto che tanti di voi sono arrivati stanchi, affaticati, perché avete lavorato tanto e avete fatto una giornata molto pesante. Ma quanto di noi a volte si ricordano della nostra anima, che la nostra anima ha bisogno di riposo, e il riposo si trova solo in Dio. Forse il tuo corpo è stanco, ma e noi prendiamo cura del nostro corpo, noi riposiamo, ci sdraiamo, riposiamo, cerchiamo di prendere cura del nostro corpo, ma quando la nostra anima è pesante e è stanca, è lì che noi dobbiamo cercare Dio, è lì che noi dobbiamo correre ai piedi del Signore. Quando la nostra anima a volte vuole stare a casa, o quando noi siamo a volte stanchi, sai, quando ci viene quella pesantezza, quella stanchezza a volte che tu non sai da dove, è in quel momento lì che noi dobbiamo correre e unirci in preghiera e stare in posto così, perché la nostra anima guadagni forza. In Dio noi troviamo la nostra salvezza. Forse oggi parliamo di salvezza in un altro senso, parliamo di salvezza quando c'è una giornata una giornata pesante, una giornata che tu hai litigato con qualcuno, una giornata quando tu hai detto qualcosa che non dovevi farlo. Questa giornata noi dobbiamo correre a Dio, perché in Dio noi troviamo riposo per la nostra anima. Quando il nemico cerca di accusarci, quando il nemico cerca di attormentarci, quando il nemico cerca di pesare contro la nostra vita, noi dobbiamo trovare riposo in Dio. Dio è il nostro rifugio, Dio è il nostro aiuto quando noi ci sentiamo stanchi, pesanti nella nostra camminata cristiana. Dio è il nostro riposo. E quindi se tu oggi ti senti un po' affaticato, so che tanti di voi hanno lavorato e sono stanchi, ma io ti chiedo di pregare in questo momento. Noi stiamo facendo sempre 5-10 minuti di preghiera all'inizio del culto. Io vorrei invitarti a metterti in un modo che tu vuoi di pregare. Ti invito a camminare per la chiesa, se ti senti di pregare per le persone. E tu sai che quella persona si siede in quel posto, tu vai in quel posto e preghi. Se tu senti per pregare per te stesso, per la tua famiglia, inginocchiati, cammina per questa chiesa, ma fai quello che Dio dice di fare. E quindi ti chiedo in questo momento di pregare anche per le stanchezze spirituali di tante persone, anche le persone che si stancano spiritualmente e rimangono e si nascondono, che ci sono guerre e loro sono stanchi di lottare e si nascondono. Dio dice no, quando c'è una guerra, quando tu sei stanco, è lì che io voglio che tu esca e combatta. Quindi Dio ci ha chiamato qua oggi per trovare un riposo per la nostra anima. Noi prendiamo cura del nostro corpo, ma a volte Dio vuole che noi prendiamo cura della nostra anima. In questo momento ti vorrei invitare a pregare, camminare, a inginocchiarti, fare quello che lo Spirito Santo ti conduce di fare. Padre, em nome de Jesus, Senhor, questo è un culto, Padre, che si chiama ricarica, Signore. Noi vogliamo iniziare questo culto cercando, Padre, la tua faccia, Signore. Noi vogliamo cominciare questo culto, Signore, cercando di più della tua presenza. Noi vogliamo cominciare questo culto, Signore, dichiarando che noi siamo nel posto giusto, nel momento giusto, Signore, perché qui noi troviamo riposo per la nostra anima. In te noi troviamo riposo per la nostra anima, Signore. Tu sei il nostro rifugio, tu sei la nostra fortezza, Padre. Signore, quando noi ci sentiamo giù, Signore, il Signore ci rialza, Padre. E quindi questa sera, Padre, noi siamo nel posto giusto, Padre. Noi non siamo rimasti a casa perché siamo stanchi, Signore, ma siamo qua per adorare il Signore insieme, Padre, per innalzarti al Signore insieme, Padre. E un giorno nella tua presenza valgono più di 1000 fuori, Signore, così dice la tua parola, Padre. Signore, in nome di Gesù, Signore, ti prego, Signore, di venire, Signore, e a toccare
toccare il cuore di ogni fratello, di ogni sorella che è arrivata fin qua, Padre. Spirito Santo, Tu conosci, Tu sai. Spirito Santo, Tu sai, a Tua parola dice che Tu ti esamini, Tu conosci, Senhor, nosso profundo, prima anche che noi pensassimo, Tu sai già quello che avremmo pensato, Padre. Padre, in questo momento io ti prego, Signore, di andare, Signore, ogni persona che è qui, Signore. Toccare ogni persona qui, Signore. Parlare con ogni persona che è qui, Signore. Padre, che queste persone siano direzionate dal Tuo Spirito Santo, Signore, a pregare per quello, Signore, che li tormenta, Signore, nella sua giornata, li tormenta la sua mente, li distoglie, Signore, la visione, Signore, la direzione dei suoi occhi in direzione a Te, Padre. Signore, io ti chiedo in questo momento, Signore, che ogni gigante che ognuno di noi sta affrontando, Padre, io ti chiedo che ogni gigante che ognuno di noi sta affrontando, Padre, che noi possiamo, Signore, alzarsi come Davide, Signore, in mezzo alle affronte, Signore, in mezzo alle persone che dicevano che lui non ce l'avrebbe fatta, Signore, e mettersi in posizione di guerriero, Signore. Tu sei il Dio che conduce, Signore, il nostro braccio contro i nostri giganti, Padre. Signore, Tu sei la nostra guida, Signore, Tu sei la nostra direzione, Signore. Sei Tu, Signore, soltanto Tu, Signore, a cui noi possiamo, Signore, donarci totalmente la direzione della nostra vita, Signore, e che questa sera noi possiamo essere capaci di fare questo, Padre, donare a Te la direzione della nostra vita, del nostro percorso, Signore, del nostro camminare, Signore, in situazioni che noi non sappiamo cosa fare, in situazioni che noi non sappiamo la direzione in cui prendere, Signore, che noi possiamo dare libertà allo Spirito Santo di condurci, Signore, e di guidarci, Padre. Spirito Santo, che noi possiamo, Signore, riuscire a lasciare, Signore, quello che noi stiamo prendendo, quello che noi stiamo cercando di fare con le nostre proprie forze, Signore. Se non sono cose per noi, Signore, sono cose per Te, Signore, sono giganti troppo grandi per noi, Signore, che noi possiamo mettere davanti a Te, Signore, ma lasciare che Tu direzioni la nostra vita, lasciare che il Signore combatta per noi, Signore. Signore, che noi possiamo essere capaci, Signore, di lasciare la direzione della nostra vita, delle nostre difficoltà, della nostra famiglia nelle Tue mani, Signore. Dacci la saggezza, Signore, per capire se è un momento esatto di parlare. Dacci la saggezza nel momento di sapere se è un momento di come agire, Padre. Padre, perché Tu sei un Dio che ti conduce, Tu sei un Dio che ti guida, Padre. E questa sera, Signore, noi vogliamo chiedere la Tua direzione sulla nostra vita, Padre. Signore, quanti di noi stanno sentendo stanchi mentalmente? Quanti di noi, Signore, stanno sentendo stanchi spiritualmente, Signore? Quanti di noi, Signore, stanno sentiti con i suoi piedi, Signore, stanno per vacillare, Padre? Ma Spirito Santo di Dio, Padre, in nome di Gesù, Signore, che oggi la nostra anima possa trovare riposo in Te, Padre. Non prego soltanto per le persone che sono qui, Signore, ma anche le persone che sono a casa in questo momento, che stanno ascoltando, Signore, questa preghiera. Signore, che in nome di Gesù, Padre, la Tua parola possa raggiungere ognuno di loro, che il Tuo Spirito Santo possa raggiungere queste case, che la Tua gloria, Signore, possa scendere, Signore, in queste famiglie, Padre. Padre, possa rompere, Signore, ogni catena di Satana, Signore, ogni catena di nemico, Signore, che cerca di aprigionare, Signore, che cerca di allontanare i Tuoi figli, Signore, che cerca di distruggere le famiglie, Signore. Noi abbiamo pregato per le famiglie in questa preghiera di pomeriggio, Signore. Io voglio ancora pregare, Signore, pregare per famiglie, Signore, sane, Padre. Noi sappiamo che esiste un secolo, in questo secolo il compito del nemico è distruggere le famiglie, è portare cose nuove, e portare nuovi esperimenti per i nostri figli, per i nostri giovani, Signore, per la nostra famiglia, Signore. Ma noi decretiamo, Signore, che noi saremo una famiglia forte, Signore, in una famiglia forte, Signore, in una chiesa che ci sono le famiglie forti, Signore, è una chiesa forte, Padre. E noi decretiamo, Signore, che le azioni del nemico non saranno, Signore, le azioni che distruggeranno le nostre case, Padre, le nostre famiglie, Padre. Spirito Santo di Dio, ti chiedo, Signore, che ogni mamma, ogni papà, Signore, ognuno di noi, Signore, possa essere posizionato nella sua casa, Signore, possa essere posizionato come un pastore dentro di casa, Signore, come un insegnante dentro di casa, Signore, come che ha un piccolo rebanho dentro di casa, Signore. Noi sappiamo che Tu ci hai chiamato
parte, Senhor, como nosso primo ministério na nossa família, Padre. E, Senhor, não lasciarci che noi possiamo fallire in questo ministero, Padre. Non lasciare che noi possiamo fallire nel compito che il Signore ci ha donato, Signore. E quindi ci insegna, Padre, insegna ad essere forti, insegna ad avere famiglie forti, Signore. Insegna a darci la saggezza nel parlare, nel gestire situazioni nuove, Padre. Situazioni che cercano di rubare, Signore, cose nuove che noi non abbiamo mai visto, ma che il nemico le inventa, Signore. Ma che noi possiamo, Signore, avere le parole giuste e le azioni giuste per combattere in questo tempo, Padre. Io prego, Signore, per i nostri figli, Signore. Io prego, Signore, per i nostri mariti, per le nostre mogli, Signore. Per ogni persona, Signore, che in questo momento, Signore, sta mettendo davanti a Te, Padre. Padre, ogni laccio di nemico, Signore. Ogni cosa che si alza, Signore, contro le famiglie, Signore, della Tua Chiesa, Padre. Ogni cosa che si alza, Signore, per mettere giù, Signore, le famiglie, Padre, in nome di Gesù, Padre. Che oggi ognuno di noi possa uscire di qua, Signore, combattendo ancora di più per la sua famiglia, sapendo, Signore, che è importante, quanto è importante la nostra famiglia per la Chiesa, per il regno di Dio, Signore. O quanto è importante che noi rimaniamo fedeli, Signore, alla Tua parola, che noi, Signore, non vacilliamo con i nostri piedi, che noi non diamo ascolto, Signore, alle cose che il nemico ti dice in questo tempo, Signore. E quanto è importante, Signore, che noi siamo una Chiesa posizionata, Padre, una Chiesa posizionata, Signore. Quindi questa sera ti chiedo, Signore, una ricarica nuova, Signore, di fede, Signore, una ricarica nuova di unzione, Padre, una ricarica nuova, Signore, di decisioni, Padre, che noi possiamo essere decisi, Signore, che il nostro piede non possa trabalhare da una parte all'altra, che noi possiamo, Signore, capire, Signore, che il Signore vuole che noi ci posizioniamo, Signore, e che noi non siamo portati coi venti, Signore. Il Signore vuole che noi ci posizioniamo, Signore, perché noi siamo guerrieri in questo tempo, Signore, e un guerriero deve essere posizionato, Signore. Possiamo essere in pochi, Signore, possiamo essere in 300, Signore, quando ci vuole 30.000, Signore, ma, Signore, che questi 300 siano posizionati in Te, Signore, che questi 300, Signore, stiano guardando, Signore, e ricevendo la Tua direzione, Padre, perché quando noi riceviamo la direzione che viene dal cielo, Signore, noi sappiamo che noi vinceremo le battaglie, Signore. Noi sappiamo che con Te, Signore, anche se noi siamo in pochi, Signore, anche se noi siamo in 300, Signore, anche se ci voleva 30.000, Signore, e c'è un esercito, Signore, che noi abbiamo solo 300, Signore, noi sappiamo, Signore, che nel Tuo nome noi possiamo fare ogni cosa, Padre. Padre, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, Signore, che la Tua Chiesa, Signore, sia una Chiesa, Signore, ricaricata di più della Tua presenza, Padre. Signore, coloro che hanno smesso di pregare, Signore, coloro che hanno smesso di leggere la Tua parola, Signore, coloro che sono stati rubati dalla Tua presenza, Signore, con la tecnologia di oggi, Signore. Padre, Tu cerchi, Signore, queste persone, Tu ricerchi, Signore, Tu vuoi ancora, Signore, che loro cerchino la Tua presenza, Tu vuoi ancora essere un nuovo inizio con loro, Signore, Tu vuoi ancora un nuovo contatto, Signore, Tu vuoi ancora, Signore, un momento giornaliero con ognuno di noi, Signore. E per questo, Signore, che se qualcuno, Signore, oggi, Signore, ha perso, Signore, questa intimità con Te, Signore, ha perso questo momento con Te, Signore, che possa uscire da qua, Signore, credendo, Signore, che c'è un nuovo inizio, che c'è un nuovo tempo, Signore, e che, Signore, le sue forze sono state ricaricate oggi, Padre, nel nome di Gesù, Padre. Benedici la Tua Chiesa, Signore, che il Tuo Spirito Santo possa essere sentito in questo luogo, che la Tua presenza possa essere sentita in questo luogo, Padre, perché è ciò che noi siamo venuti a fare, Signore, adorare il Tuo nome, Signore, e ringraziarti, Signore, perché Tu sei buono, Signore, perché la Tua misericordia dura per sempre, Padre. E per questo, Signore, grazie per questo momento, Signore, grazie perché noi possiamo stare nella Tua presenza, grazie perché Tu sei qui, Padre, grazie, Signore, grazie per questo privilegio, Signore. Noi Ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Amém, Padre, amém, Signore, amém. Tu puoi fare un applauso, Signore? Alleluia. Ti invito a dichiarare la fedeltà del nostro Dio. È una delle mie canzoni preferite in questo tempo, perché
Dio è buono, e questa canzone non dice solo che Dio è buono, dice che la voce di Dio ti guida in mezzo al fuoco. Non ti dice só, tu non passerai pelo fuoco, dice che la voce di Dio ti guiderà in mezzo al fuoco. Cantiamo, alleluia. Amém? Amém? Aleluia. Ti amo, Dio. Ti amo, Dio. La tua grazia non fallisce. I miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo, Dio. Tu puoi alzare la tua voce e dichiarare: la tua grazia non fallisce. I miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità, tua presenza mi conforta. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà. La tua bontà mi seguirà, Signore. Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me.
sei fedele, tu puoi dichiarare, sei fedele in ogni tempo. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Bem, facciamo una preghiera per le decime. Puoi fare, Vida? Preghiera per le decime. Amen. Pace a tutti, benvenuti al nostro culto ricarica. Mi scuso di essere arrivato un po' in ritardo perché ero in ospedale con Liam che non stava tanto bene, non sta tanto bene. E adesso finché cantavamo questa canzone mi è un po' venuto in mente i momenti trascorsi in ospedale. Dovete sapere che Liam è un po' traumatizzato da questo luogo. Gli basta vedere il parcheggio del pronto soccorso di Borgo Trento per cominciare a piangere come un disperato. Non può farsi toccare da nessuna infermiera, è veramente traumatizzato. E ogni volta che l'infermiera gli si avvicinava, la dottoressa gli si avvicinava per guardargli dentro l'orecchio, per provargli il battito, per qualsiasi cosa, provargli la febbre, lui scoppiava a piangere in un pianto veramente disperato. Gli venivano gli sforzi di rigurgito, era proprio, e l'unica cosa che cercava erano le mie braccia, era il saltare in braccio a me, lo stare il più possibile stretto, come se io potessi proteggerlo da tutto questo. Eppure conosco Liam, lo so che è molto intelligente, ha già vissuto tante volte questo e lo sa che io non lo proteggerò da questo, lo sa che anzi io cercherò di aiutare l'infermiera per fare tutto quello che deve fare. Eppure nonostante questo Liam non scappa da me, Liam cerca sempre con più forza le mie braccia. E oggi adesso cantavamo questa canzone, no? Dio è buono, e questa è la verità nelle nostre vite. Dio è buono e quello che più di tutto noi dobbiamo fare è essere come dei bambini con il loro padre, cercare le braccia di Dio in ogni momento, con forza, cercare di saltargli addosso quando arriva un problema, cercare Dio. Quando c'è qualcuno che sta per provarci la febbre, cercare Dio. Quando c'è qualcuno che si avvicina a noi, cercare Dio. Qualsiasi cosa accada, cercare Dio con forza. Anche se sappiamo che Dio è un Dio che tante volte ci corregge, anche in questo non rifiutiamo la correzione di Dio, ma cerchiamo Dio in ogni cosa. Dio è buono con noi. Amen. Preghiamo in questo momento per le decime, per le offerte. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, in questo momento di consacrare le nostre decime e le nostre offerte, tutto ciò che è nel nostro cuore di portare alla tua casa questa sera, ciò che tu hai già preparato, Signore, in noi da portare a te, non nelle nostre tasche, non nei nostri portafogli, ma ciò che hai preparato in noi da portare a te, Dio. Ti chiediamo di santificarlo affinché possa salire a te come un'offerta di odore soave che possa raggiungere il tuo altare. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ogni persona che c'è qua dentro questa sera, che il tuo spirito possa essere versato sulle nostre case di un modo differente questa sera. Parla con noi attraverso quest'altra lode, parla con noi attraverso la predica che sono sicuro hai già preparato per i nostri cuori, che questa sera noi possiamo essere benedetti da te, nel nome di Gesù. Amen. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto ciò che so.
uno sguardo al tuo viso, fui perdonata quando io t'ho visto, e tutti i miei tesori io li porterò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Sono ai tuoi piedi, perdonati tutto ciò che io ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie che cantano. Sono ai tuoi piedi, sono ai tuoi, perdonarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Riceve qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cantano. Passano e sguardo al tuo viso, mi hai perdonata quando io t'ho visto, e tutti i miei tesori io li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Padre, in nome di Gesù, che noi possiamo essere capaci, Signore, di darci a te ciò che è più prezioso, Signore, di versare il nostro profumo a te, Signore. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, stare nella tua presenza vale molto di più, stare ai tuoi piedi vale molto di più, Padre. Alleluia, Santo.
Siete pronti per ricevere una parola da parte di Dio? Amen. Vorrei invitare qua la missionaria Giosiani. Non avete idea di quanta aspettativa ho da parte di Dio questa sera. Solo per mettere un po' di pressione alla nostra sorella. C'era una persona che predicava in chiesa un tempo, ogni volta che predicava gli dicevo, come Dio disse a Ezechiele, dalla tua predicazione dipende la salvezza delle persone che sono qua e Dio richiederà il tuo sangue di queste persone in caso non si salveranno, per non mettergli pressione. Ma veramente oggi ho aspettativa perché ho sentito tanto la conferma di Dio quando abbiamo chiesto a Giosiane questa sera di portare un messaggio, di predicare alla chiesa. Abbiamo chiesto domenica sera, stavo cercando la persona che potesse predicare in questa serata, in questo culto. Eravamo al tè delle donne, era finito, stavamo sistemando tutto e quando è finito io ho guardato verso la missionaria Giosiane e ho sentito Dio dirmi predica lei mercoledì. Ma io sono un po' come Gedeone, no? Sapete Gedeone, quando doveva andare in guerra voleva la conferma da parte di Dio, ha detto Dio io stendo un velo per terra, se questo velo domani mattina è asciutto e tutto il campo è bagnato di rugiada allora sono sicuro. E il giorno dopo gli ha chiesto il contrario, sono uno che cerca la conferma proprio. E quando mi sono avvicinato verso Giosiane che era insieme all'Andrea vicino alla porta, mi sono avvicinato, ho abbracciato l'Andrea e gli stavo per dire predica la Giosiane mercoledì. E appena l'ho abbracciata l'Andrea mi ha detto mercoledì predica la Giosiane. E quando mi ha detto così mi è venuto da ridere perché io quando sento Dio mi viene da ridere. C'è chi gli viene da piangere, difficilmente mi viene da piangere, a me viene da ridere, mi stupisco di quanto Dio è grande. E quindi oggi Giosiane è qua, ci porterà un messaggio e per questo io ho tanta aspettativa questa sera. Io penso veramente che Dio parlerà a tutti quanti noi, quindi non è per mettere pressione ovviamente, ma io ti chiedo a te più che altro, per mettere pressione a te, è per mettere pressione a te. Dio vuole fare qualcosa in te, quindi tieni aperto il tuo cuore e lascia che questa sera lo Spirito Santo possa fluire dentro di te. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento. Padre, nel nome di Gesù vogliamo in questo momento, Signore, chiedere di prendere questa predicatrice, di prendere tutto ciò che lei ha imparato in questi giorni, di prendere ogni preghiera che ti ha fatto, di prendere ogni studio che ha fatto, ogni lettura, ogni pensiero, tutto ciò che tu hai ispirato a lei di dire e fare in modo che sia tu a dire tutto questo, non sia lei. Che questa sera il tuo Spirito possa parlare ai nostri cuori. Per questo ti chiedo non solo di benedire lei in questo modo, ma di benedire anche noi, facendo sì che noi possiamo essere oggi un suolo fertile dove la tua parola possa mettere un seme che produca molto frutto. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questa Chiesa in questo momento. Amen. Potete sedere? Io saluto la Chiesa con la pace del Signore. Vi posso dire che domenica, prima dell'inizio del Tè delle Donne, io ho fatto una preghiera e io ho chiesto a Dio di togliere io di quello uovo, perché io mi sentivo chiusa, so dei propositi del Signore, ma ero chiusa dentro. E quando il pastore mi ha chiamato per pregare, io mi sono richiusa lì dentro. Io subito ho detto no. E invece ringrazio anche l'insistenza della pastora e il Signore ha parlato veramente tanto con me. Oggi quando la pastora ha cantato la prima lode è stata proprio la conferma, perché lunedì sera è stata quella lode che ha iniziato a lavorare dentro di me. Io ho iniziato a cantare tutto il tempo, anche oggi mi hanno preso in giro al lavoro perché hanno detto che sono un po' fuori. Però è stato proprio le conferme.
vorrei chiedere a voi di aprire in Tessalonicesi 5:18. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Allora, questo versetto è da tanto che parla con me, cioè parla sempre con me, perché non è soltanto noi dire grazie, però è avere la gratitudine. E gratitudine è qualcosa di più, la gratitudine è qualcosa che viene dal cuore. Noi come genitori insegniamo ai nostri figli a essere gentile verso le persone quando le regalano qualcosa, di dire grazie. Però il Signore ci insegna alla gratitudine, che è proprio chi viene da dentro. Cioè io dico che è proprio algo che viene proprio da dentro del Signore. È un riconoscimento proprio verso che Dio ci insegna. Aspetta che mi avvicino, se no non vedo niente. Essere riconoscente non è sempre facile, perché a volte con quella persona forse non hai un bellissimo rapporto e è difficile. Però è come noi insegniamo ai bambini, perché se noi insegniamo a un bambino a ringraziare, a essere gentili, indipendente di chi è questa persona, noi dobbiamo anche noi, che abbiamo la presenza dello Spirito Santo, essere così. Allora, ma quanto questo versetto per me è venuto, cioè come un comandamento del Signore da qualche anno, che io veramente è un versetto che parla molto con me. E con questo versetto mi ha insegnato a modellare il modo di pensare, un modo di agire, un modo di servire agli altri. Poi vorrei che voi guardate anche in Efesini 5:20. Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre in nome del Signore nostro Gesù Cristo. Praticare il ringraziamento, vediamo il cambiamento, vediamo un cambiamento dentro di noi, nel nostro stato d'animo e anche nel livello nostro spirituale. È per quello che io dico veramente ringrazio il pastore, perché io stavo richiudendo dentro di me stessa di nuovo, e qualche ora prima io avevo chiesto al Signore di usarmi. Cioè, quando il pastore e anche la pastora hanno anche un po' insistito perché volevo scappare di questa responsabilità, io ringrazio veramente tanto, perché è stata una fiducia che loro hanno avuto verso di me. E un'altra, cioè non leggerò, però il Salmo 103 dall'1 al 5 è del re Davide. Davide aveva molti motivi per essere grato a Dio. Era stato perdonato, curato dell'infermità, è stato dato una nuova ragione di vivere, è stato circondato dello stretto amore, un amore gratuito da Dio. Aveva sperimentato la misericordia e ricevuto molte benedizioni. Però anche questo, anche noi possiamo ricevere tutto ciò che ha ricevuto il re Davide, però a volte siamo ingrati, non vediamo tutto quello che Dio sta facendo nelle nostre vite, perché non vediamo, non ringraziamo.
Il problema nostro è che a volte noi non riceviamo la cura, l'amore e la misericordia di Dio. Non riconosciamo tutto ciò che Dio sta facendo per noi. La conoscenza logica è di ringraziare a Dio. La gratitudine cambia il nostro modo di rivolgersi a Dio. Allora, adesso vi darò una piccola testimonianza mia, che quando Dio mi ha insegnato a essere grata, non è stato subito nella mia conversione, ma è stato a partire dal giorno 14 febbraio 2018. Non è stato quando loro mi hanno detto che avevo un tumore, ma è stato in un colloquio medico. Avevo 5 medici davanti a me, tanto che oggi sono andata a prendere le carte perché volevo le date precise. In quel giorno io ho voluto andare da sola, non ho voluto Fabiano con me. E loro mi hanno dato un foglio, che ce l'ho, e scritto che io ero in un caso terminale. E loro hanno detto che con le terapie che facevo avevo 18 mesi di vita. Questo è stato il 14 febbraio 2018. È come io ho appena parlato, a volte pensiamo che essere grati è ringraziare le persone per quello che fanno verso di noi. Invece no, è qualcosa di più. È ringraziare proprio a Dio quando noi apriamo i nostri occhi alla mattina. È qualcosa che ho provato avendo questa diagnosi. Alla mattina, quando io aprivo gli occhi, praticamente tutti i giorni piangevo, perché era una gioia, era come se ricevessi non so che cosa quando ho partorito le mie figlie. Era una gioia immensa. Quando io aprivo i miei occhi, non dico alzare dal letto perché era con molta fatica. E Dio lì ha cominciato a insegnarmi quanto dobbiamo essere grati a Lui e quanto Lui fa a ognuno di noi tutti i giorni. Ci dà il lavoro, ci dà la salute, ci dà da mangiare, da vestire. E tante volte noi siamo ingrati perché non ringraziamo a Lui, non riconosciamo quello che Lui sta facendo. Io ho chiesto perdono a Dio perché non vedevo tutto, cioè io non vedevo come vedo oggi. Oggi per me alzare dal letto e vedere le mie figlie è un salto di gioia. E una volta io alzavo, dai, cioè sai quando sei un po' arrabbiata la mattina con la luna storta? Invece oggi vedo diversamente, Dio ha cambiato questo, cioè ha messo anche l'amore di più, che è cosa che dobbiamo vivere. Sembra una stupidaggine a volte, ma no, dobbiamo vivere come se fosse l'ultimo momento. E io ho cominciato a vivere così. Sono passati mesi difficilissimi, le diagnosi sono aggravate tantissimo. Fino al 17/7/2019. Quello giorno io pensavo di salutare tutti. Quel giorno sono entrata in ospedale in codice rosso. Non volevo andare in ospedale, prima di tutto, perché sapevo che la cosa era grave. E Fabiano stesso, dopo qualche giorno, mi ha detto che quando mi ha portato dentro, per lui era stato l'ultimo saluto. Sono state 20 ore di angoscia e sono uscita dall'ospedale perché ho voluto firmare e tornare a casa in codice rosso. Ho passato 7 giorni a casa, molto male. Le persone venivano e io ero sempre a letto, immobili. Però io in quei 7 giorni
dicevo al Signore che c'era algo in più, che non era ancora adempiuto nella mia vita, che c'era qualcosa di più da essere fatto. Però ringraziavo il Signore per tutto quello che aveva già fatto fino lì. E dopo 7 giorni io mi sono alzata di quel letto e ho ripreso la mia vita. Ci sono stati tanti ostacoli. E quando arrivo fino ad oggi, perché ogni 15 giorni sono in ospedale per una terapia, quando arrivo fino ad oggi in ospedale, i medici mi guardano e dicono: ma sei ancora qui? E lui dice: dottore, mi vedrai ancora tanto. E loro mi dicono, ma senza pietà, che io sto facendo il straordinario. Però io rispondo senza fatica. E ringrazio Dio, ma io ringrazio Dio perché se Lui mi ha dato questa opportunità di essere qua oggi, è perché c'è un proposito in questo. Se Lui mi ha dato l'opportunità di andare in ospedale e pregare per le persone, perché ora le infermiere mi chiamano, perché ci sono delle persone lì, è che io continuo a dire che non mollerò mai, perché prima di qualsiasi cosa c'è un Dio che sta prendendo cura di me. Non dimenticherò mai, mai, mai di tutto ciò che Dio sta facendo. È stato difficile, è difficile per la mia famiglia. A volte dico a loro che sono un peso, però io ringrazio la loro vita che prendono cura di me, ma Dio prima di tutto sta prendendo cura di me. E ogni mattina per me è una gioia. Sembra, a volte voglio stare un po' di più a letto, però per me è una gioia aprire gli occhi e alzare dal letto, perché Dio mi ha dato un altro giorno da combattere. E è quello che voglio lasciare a voi, la gratitudine. Non guardare la gratitudine solo se ti arriva un vestito nuovo. È bello, anche a me fa piacere, però ci sono le piccole cose che noi a volte non vediamo, ma per Dio è grandissimo. Ciò che Dio ha fatto per noi in quella croce, noi dobbiamo rendere grazia ogni istante, perché lì è stata la prima cosa che Dio ha già fatto per noi, che noi dobbiamo ringraziare e essere grati a Lui. Io ringrazio a Dio per questo Tempio, e ringrazio per la vita di questi leader, degli operai, e ringrazio per l'opportunità che Dio ci sta dando a me e la mia casa, la mia famiglia, di servire a Lui, di un luogo dove possiamo servire a Lui e che noi possiamo uscire di qua e anche fuori essere così, indipendente dall'ostacolo che troviamo davanti, troveremo sempre. Perché anche nel mio lavoro loro mi dicono, quando mi sentono lodare, perché è l'unica stanza che non c'è la musica dove lavoro io, perché la mia titolare dice che dà fastidio all'orecchia. Allora mi sentono lodare. E quando loro mi sentono lodare dicono che io non sono normale. Quando vanno a vedere l'Instagram di Fabiano dicono: ma tuo marito è un po' fuori, ogni giorno mette un versetto della Bibbia, ma voi... Prima o poi capiranno perché. Perché la mia testimonianza io li lascio. La mia testimonianza nel luogo di lavoro io li lascio. La mia vita per loro lo sanno benissimo con me. E per questo vorrei ringraziare ancora questa opportunità, Pastore. Amen, ci alziamo in piedi. Sapete, tutta la mia vita di cristiano in chiesa, tante volte ho sempre sentito preghiere di ringraziamento a Dio. E uno dei primi ringraziamenti che si fanno in queste preghiere è: ti ringrazio Dio perché questa mattina mi ha dato l'opportunità di svegliarmi, no? Ho sempre trovato questa preghiera un po'
così, un po' senza senso per me, non senza senso, ma non tanto importante per me. E da questa sera questa preghiera sarà molto più importante per me. Dopo aver sentito la testimonianza di Giosiane, dopo aver visto le lacrime di Sofia, questa preghiera sarà molto più importante per me. Che tutti quanti noi possiamo ringraziare Dio ogni giorno per tutto quello che ci dà. È interessante che quando Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro, Lui ci ha insegnato una preghiera perfetta, ci ha insegnato che prima dobbiamo lodare Dio, che dopodiché possiamo chiedere a Dio di darci il pane quotidiano. Ci ha insegnato in che modo fare una preghiera. Però se vedete nel Padre Nostro non c'è mai un punto della preghiera in cui Gesù ringrazia Dio. E questo perché io credo che il ringraziamento è qualcosa che non ci insegna Dio. Il ringraziamento è qualcosa che noi dobbiamo dare a Lui di nostra spontanea volontà. È qualcosa che noi dobbiamo metterci di nostro nella preghiera. Che tutti quanti noi impariamo a essere più grati con Dio in ogni momento della nostra vita, per ogni cosa della nostra vita, dalla più grande alla più piccola. Amen. Preghiamo insieme, concludiamo questo culto. È stato un culto che mi ha toccato e ringraziamo Dio per questo. Padre, vogliamo ringraziarti questa sera, Signore, perché tu sei stato in mezzo a noi. Abbiamo sentito la tua presenza, Dio, già nelle lodi, Signore, di questo culto. Già dalla preghiera iniziale, Signore, tu mi hai visto che finché venivi in qua in macchina, Signore, sentivo quella preghiera e già tu stavi parlando al mio cuore, Signore, mi stavi già preparando per tutto quello che avevi per me questa sera e sono sicuro per quello che avevi per ogni persona, tu stavi preparando ognuno di noi. E io, Padre, ti chiedo, conforme a quello che tu hai portato oggi ad ognuno di noi, di mettere questo sentimento di gratitudine dentro ognuno di noi, Padre, di mettere un sentimento di gratitudine nuovo, diverso. Tante volte, Signore, tu sai che ci dimentichiamo di darti grazie per quello che ci succede, per quello che abbiamo, per le cose belle, per le cose brutte. Facci sempre ricordare che ogni cosa, Signore, avviene perché tu ci ami. Tutto coopera per il nostro bene, perché tu sei nel controllo di ogni cosa e per questo, Signore, in ogni cosa che ognuno di noi possa dirti grazie, perché tu meriti tutto questo. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiedo di benedire ogni persona che questa sera ha sentito questa parola, di benedirla in un modo diverso, Signore, mettendo questo sentimento dentro ognuno di noi. Benedici le nostre case, benedici il resto della nostra settimana, benedici le sorelle che domani partiranno per questo viaggio missionario. Benedici, Signore, ogni famiglia della nostra Chiesa, che ognuno di noi possa dirti un grazie in più in ogni momento della sua giornata. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.